I morti troveranno sepoltura anche ad Agrigento. Attualmente nel camposanto di Pianogatta le salme in attesa di sistemazione definitiva sarebbero una settantina, di cui 10 nelle camere mortuarie e circa 60 momentaneamente tumulate nelle cappelle private requisite dal comune di Agrigento. Ma il serrato braccio di ferro fra Palazzo dei Giganti e società, quest'ultima concessionaria del camposanto Pianogatta, nonostante le vertenze in corso, sembra alleviarsi. Il muro che negli anni si era frapposto ai due soggetti pubblico e privato potrebbe abbattersi presto grazie all'avvio di un dialogo costruttivo. Dal comune infatti è stato chiesto alla ditta un progetto per la realizzazione di loculi prefabbricati, da sottoporre successivamente al vaglio del Genio Civile di Agrigento per i relativi pareri tecnici. La ditta concessionaria ha immediatamente presentato gli elaborati tecnici a Palazzo dei Giganti, iter quest'ultimo che potrebbe definirsi entro la settimana, con il deposito negli uffici di Piazza Vittorio Emanuele del progetto di un primo lotto che prevede la costruzione di 380 nuovi loculi. Espletate le procedure burocratiche al netto di ulteriori blocchi, il tempo di costruzione, collaudo e disponibilità delle sepolture potrebbe essere di circa 2 mesi. Dal 2016 nel cimitero Pianogatta non si costruiscono più loculi. Interrogazioni parlamentari, appelli alla sensibilità delle istituzioni, petizioni popolari promosse da semplici cittadini e l'intervento delle autorità sanitarie non erano bastate a sbloccare l'emergenza.